se no si sentirebbe così. Quello là quando si illuminava diventava verde e quando nel punto della stazione, diciamo la più forte, chiudeva una specie di ventaglio che diventava una riga. Più era forte più si chiudeva quell'indicatore. Questa qua andava sui carri armati, questa radio qua. L'antenna ricetrasmittente che andava montata sulle navi negli anni 20. Questo è il busto di Marconi che fa anche da antenna. Queste tutte radio Marconi, quelle sono tutte radio Marelli. In Italia avevamo i produttori migliori, cominciando dalla Locchio Bacchini, la chiamavano la voce del padrone, e la facevano in Inghilterra e anche in Francia e in America. Qui c'è la testina con la puntina di zaffiro o zaffiro. Allora qui c'è la carica